Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Si è lavorato per tutta la notte e in mattinata a nuovi focolai a Laurignano e Tessano, due centri del Cosentino particolarmente colpiti dall'incendio che ha minacciato anche le abitazioni. Il sindaco di Tessano ai nostri microfoni parla di roghi di natura dolosa, polemiche per la carenza idrica durante l'emergenza. Per noi Gianluca Pasqua. Il fuoco non molla la presa, anzi, anche oggi le squadre dei vigili sono impegnate nel territorio di Ripignano, dove ieri si è vissuta una giornata drammatica. L'incendio che ha causato danni alle abitazioni, l'evacuazione di 10 nuclei familiari, l'interruzione per 5 ore del traffico autostradale e la morte di animali non è ancora totalmente spento. Alcuni focolai destano preoccupazione a Laurignano, in questo bosco, dove una squadra ha lavorato per un bel po', prima di spostarsi a Tessano, dove un altro rogo ha ripreso vigore, proprio nei pressi del centro abitato. Il sindaco Guglielmo Guzzo segue le operazioni di spegnimento e tiene sotto controllo la situazione, tenendosi in contatto con la popolazione e facendo sopralluoghi nelle zone più colpite. Una scena apocalittica. Il fumo ieri raggiungeva delle dimensioni che neanche il vulcano più grande del mondo aveva prodotto tanta massa di cenere e di detriti. È iniziato a tarda mattinata di ieri, verso l'una, l'una e mezza, e si è propagato lungo il Ghiassa, su colline, su valli, dove sicuramente la calura, le sterpaglie, il sottobosco così rigoglioso ha favorito la progressione del fuoco. La mia convinzione è che gli incendi sono tutti odolosi o colposi. Probabilmente nella preoccupazione di determinare una fascia di protezione, magari poi il fuoco con questa calura, con un pochettino di vento ti sfugge, o doloso perché c'è gente che cioè noncuranti del territorio o per dispetto, non so che cosa scatta nella mente del piromane, che sono proprio veri e propri piromani. Qui siamo in un'altra zona di Laurignano dove una casa è stata danneggiata dalle fiamme e non solo, c'è stato anche il rischio per un bombolone che i tecnici dell'ENI hanno provveduto a smontare. Osservando dall'alto l'area si comprende bene la gravità di quanto è successo. Oltre alla minaccia portata dalle fiamme, il fumo denso ha reso irrespirabile l'aria, mettendo in difficoltà soprattutto le persone anziane. La vastità della zona interessata ha reso complesso l'intervento dei vigili del fuoco. Molti hanno provato a far da sé, riscontrando però, ci dicono, problemi nell'approvvigionamento dell'acqua. Casolari e stalle sono andati distrutti e a Tessano un nostro telespettatore ha rischiato di perdere la sua biblioteca da 12.000 volumi. Il fuoco è arrivato a ridosso delle case, ci sono state una decina di case sfollate, gli abitanti sono stati accolti benissimo dalla Croce Rossa, dalla 118, sono stati portati in due punti di raccolto, una alla delegazione municipale dove c'era un'associazione culturale con bibite fresche, quelli più con crisi d'ansia eccetera eccetera sono stati portati alla clinica Madonna della Catena, sono stati accolti, alcuni sono stati anche poggiati in delle stanze con letti